Come diceva mio nonno, super travaglio, colleghi stretti, ma amicizia laica. Ora no perché nel luogo di lavoro non si può avere un'amicizia, però dovete sapere, nell'ambito lavorativo ci sono tre tipi di persone. I colleghi buoni, i colleghi neutri e i colleghi cattivi. Questa è una teoria che è valida per tutti i luoghi di lavoro. Partiamo con i colleghi neutri, che sono i miei preferiti. I colleghi neutri sono, per dire, quelli del buongiorno, buonasera e basta. Al massimo li puoi trovare mentre ti pigli, che ne so, un caffè alla macchinina, un saluto, un cenno e finito. Praticamente non gliene frega niente di te, della situazione, tu travagli, non la lavorano, amen. Andiamo all'analisi delle altre due tipologie, quindi quelli buoni e quelli cattivi. Quelli buoni sono appunto colleghi che per l'appunto sono buoni a parlare, si parla del più e del meno. Diciamo così, sono quelli che paradossalmente non ti metterebbero mai in difficoltà. Però c'è da dire che tra, che ne so, avere un vantaggio loro e mettervi nei guai a voi, è chiaro che comunque si sa bene magari cosa andrebbero a scegliere. Poi magari tu potessi pure filmare e ci potessi dire ma che hai fatto, ma che mi combinassi e così e così. Magari loro ti rispondono ma è una famiglia, così e così. Quindi poi va a finire che dice vabbè, a posto, ho capito, punto. Diciamo, si ci arriva a questi step, a queste situazioni, proprio in situazioni particolari. Di fatto sono buoni, però sai com'è, tagliati. Il problema sono i colleghi cattivi. Questi sono i peggiori, perché sono quelli che si sanno mascherare da colleghi buoni, quindi sappiamo bene chi sono i colleghi buoni. Poi sono quelli che vi parlano alle spalle. Magari gli fate una confidenza e dopo un minuto va a sapere praticamente tutta l'azienda. E quindi, come detto, magari possono fingersi anche dei buoni amici nei modi di fare, nei modi di dire. Il fatto è che per loro siete l'argomento del giorno da sparlare, dove loro possono trarre vantaggio. Magari se poi, che ne so, non gli rivolgete manco più la parola, siete nel torto voi. Quindi si parte dal presupposto che siano buoni, fanno finta di essere neutri, ma alla fine sono chi detenti. Motivo per il quale no travaglio, l'unica casa busco pane, non c'è amicizia. Non toglie, con caffè uno si può pigliare, a battuta ci puoi stare, un sorriso ci puoi stare, però il mio consiglio nei limiti. E quindi i colleghi stretti, ma l'amicizia laica. Ricordate.